Due frane minacciano seriamente l'incolumità dei passanti lungo la strada Esachimento che collega Favara a Villaggio Mosè. A segnalare il pericolo alla nostra redazione sono stati diversi fruitori della trafficata arteria extraurbana. A seguito delle intense piogge abbattutesi recentemente, i movimenti franosi in atto nella zona si sono ulteriormente accelerati, provocando quindi il cedimento parziale di tratti della carreggiata e lo scivolamento in strada di Fanghiglia. Per questo motivo il Dipartimento Infrastrutture dell'ex provincia regionale di Agrigento lo scorso 23 febbraio aveva disposto la chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra il chilometro 0,700 e 1,800 direzione Favara-Villaggio Mosè. A seguito dell'ordinanza sottoscritta dall'ingegnere Bernardo Barone, sul posto è stata collocata l'apposita segnaletica. Nostro malgrado abbiamo constatato che molti veicoli, incuranti del pericolo, transitano liberamente. È vero che chi non rispetta le norme del codice della strada deve essere sanzionato, ma è altrettanto vero che gli enti responsabili non possono affidare alla sola segnaletica la sicurezza pubblica. Occorre intervenire con urgenza e sistemare il problema prima che qualcuno possa seriamente farsi male. Dal 23 febbraio, data in cui è stata emessa l'ordinanza di chiusura al transito, la situazione è visibilmente peggiorata, specie nel primo tratto franato. Come si vede dalle immagini, infatti, la carreggiata si è ulteriormente ridotta a causa di altri crolli che hanno finanche trascinato a valle la transenna che vi era stata collocata. Ulteriori movimenti franosi possono compromettere definitivamente il tracciato viario e il rischio incidenti è elevatissimo, specie nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta. Le domande frequenti che ci sono state poste nelle segnalazioni sono state: cosa si aspetta ad intervenire e chiudere realmente la strada? Bisogna attendere per forza che qualcuno si faccia del male? Quesiti che noi inoltriamo ai responsabili degli uffici competenti. Lo ribadiamo, la sola segnaletica stradale non è sufficiente a garantire la pubblica sicurezza.